siamo in entrata a Dannone. Qua c'è già l'obbligo dei 50 all'ora. Vigilia di Ferragosto, giornata splendida, gente al mare. Ed eccoci al primo cartello che avvisa la deviazione. Questo è l'incrocio col semaforo, deviazione. Abbiamo anche il verde, andiamo pure, lì vediamo, là in fondo c'era il ponte. Questa deviazione la possono fare tutti, macchine e anche camion fino a qua. Si vede in lontananza una piccola rotondina, penso. Qua adesso stiamo entrando a Pravisdomini come territorio. Adesso noi stiamo facendo la SP11, perciò questa è la strada, la deviazione che possono fare tutti, camion compresi. Mentre le auto potevano girare più indietro a sinistra e sbucavano appena fuori dal ponte. Abbiamo anche l'asfalto nuovo, a vederlo così. Strada, penso possiamo definirla abbastanza larga, insomma sufficiente per automezzi pesanti. Ecco, adesso qua ci avviciniamo all'incrocio, dove possiamo già notare la deviazione, la segnaletica, stop e deviazione. Via Frattina, lo vediamo da là. Qua vediamo Pravisdomini, noi andiamo libero. Lì c'è sempre la segnaletica che poi segna il percorso inverso. Adesso noi andremo a sbucare sulla SR53. Mi sembra che possiamo definire abbastanza agevole il percorso fino adesso, senza grosse difficoltà, molto intuibile anche all'autista più imbranato, mettiamola così. Qua siamo in località Frattina. Oggi, essendo domenica, non c'è molto traffico, anche perché è la vigilia di Ferragosto, ma comunque anche se ci dovesse essere più traffico la strada non presenta difficoltà. Limite 70.
attenzione, curva a sinistra, stiamo uscendo da località Frattina. Questo è il percorso ufficiale scelto, ovviamente per chi conosce il posto c'è anche qualche stradina, questa è quella che va fatta indicata, e qua stiamo siamo in provincia adesso, qua di Treviso segnalata, non siamo ancora sbucati sulla SR53, ma non manca molto. Basta seguire la segnaletica, dove non c'è indicato niente si prosegue dritti. Stiamo anche percorrendo la strada alla velocità consentita, cioè senza pigiare sull'acceleratore, e siamo arrivati in poco tempo sulla SR53 che possiamo già vedere in lontananza. Eccola qua, deviazione Motta, c'è anche il cartello proprio benvenuti, welcome provincia di Treviso, se la vedi ti innamori. E c'è tutta una serie di segnali che dalla parte opposta che indicano la deviazione, che adesso vedremo nel percorso inverso. Chiaramente questo è il percorso per il camion, le auto possono andare quasi a ridosso della chiusura del ponte e hanno una deviazione proprio minima, insignificante, perciò per le auto non fa testo, più che altro è per i camion. Adesso noi alla prima occasione gireremo in modo di mostrarvi anche per chi proviene da Treviso, da Motta, da Lupitergino, come volete intenderla. Adesso per chi proviene, come stiamo facendo noi, da Treviso, da Motta, siamo sul rettilineo della SR53, stiamo uscendo dalla provincia di Treviso, in lontananza possiamo scorgere il cartello che indica il passaggio, e qua già possiamo notare tutta la segnaletica molto ben evidenziata. Ed a rallentare adesso noi andremo dritti per mostrarvi le auto. Naturalmente questo è un percorso fatto per i residenti, per chi deve raggiungere qualche esercizio commerciale, come avete visto segnalato, e dove verranno anche posizionati dei cartelli specifici che ancora non sono stati posizionati. Però il percorso ufficiale è quello che avevamo visto prima e percorso prima. Perché il segnale che avevamo visto era divieto di transito in entrambi i sensi, per
perciò ho preso la lettera. Qua abbiamo visto c'è un bar, perciò chi deve venire su questi posti qua ci viene, insomma. Adesso qua c'è la zona industriale di Previsdomini Sud, perciò fino a qua la gente arriva normalmente, insomma. Adesso ci stiamo avvicinando a Dannone. E là in lontananza si inizia a vedere la segnaletica della deviazione. Il ponte si trova a poche centinaia di metri, 200, forse anche meno. Ecco, vedete, strada chiusa qua. Conosce taglia qui in via Bonitti, c'è via Lido, via Bonitti, e andremo a sbucare al semaforo o sulla chiesa a seconda di dove si vuole andare. Poi cronometro alla mano, vedremo anche quanti minuti ci abbiamo impiegato, ma penso non molti, perciò possiamo definire sì un po' una seccatura, ma niente di insormontabile. Pedoni e biciclette si stanno studiando alternative, verrà aperto un nuovo percorso. Ecco qua adesso siamo di nuovo in paese a Dannone, siamo sulla zona chiesa. In centro paese, e qua siamo al semaforo, che era quello che abbiamo imboccato prima per girare a destra per fare il percorso ufficiale che portava alla SR53. Qua adesso giriamo noi a destra per andare su vicino al ponte per le attività economiche che vengono leggermente tagliate fuori, però non completamente, nel senso che chi è del posto conosce e ci arriva facilmente. Da tenere presente anche che non solo chi è imbranato ma anche coloro che sono un po' più tecnologici, prendiamo anche questa considerazione, con qualsiasi navigatore quella deviazione lì, insomma, ci si arriva ad occhi chiusi dove si vuole, insomma. Qua vediamo c'è distributore di benzina, perciò chi è abituato a fare benzina la continua a fare sul proprio posto. C'è un bar, poi abbiamo un secondo bar che è proprio attaccato, c'è l'Inps supermercato, e qua c'è il ponte, il famoso ponte che noi avevamo girato prima. Strada chiusa, ecco qua,
Adesso vediamo qua qual era l'alternativa che stanno studiando per i pedoni, che sarebbe questa, dove era la vecchia, il vecchio passaggio della ferrovia, lì c'è il casello della Postumia, c'è un deposito, e qua adesso lì è privato, però si stanno studiando dei percorsi alternativi, che è questo che vediamo qua inquadrato a lato, perciò a breve sarà risolto anche questo problema, io penso. Ecco, per chi proviene dalle attività commerciali all'interno del tratto tra l'incrocio del semaforo e il ponte, si trova qua. Ecco, abbiamo il verde. So. (32esima Fiera di Osei, 28 agosto, approfittiamo per segnalare, non è Veneto città del vino, insomma qua come pubblicità non è che fanno risparmi, tutto ben indicato, e le attività ci sono, insomma. Qua al mio fianco c'è il vice sindaco che ha fatto da autista, Andrea De Carlo.